ingresso libero. Però siccome siamo una comunità multietnica possiamo dire free, speriamo bene, admission. Com'è? Dai. Ah, ecco, c'è un errore, ok. Ok, admission. Francese. Entrée libre. Ma pensate a Anita che bel accento che ha. Lo ripeti l'altra volta? Libre. Però adesso ci dovrebbe essere qualcun altro che lo scrive nella sua lingua. Chi si alza a scriverlo? Traside. È napoletano. Lionella? L'ingresso libero non esiste. Ingresso libero. Ingresso libero. Ah, proprio si dice così, ingresso libero. È difficile. Però io devo andare in Romania. Prossima lingua, portoghese. Vieni, Claudio. Chi sta napoletano? Entrata libre. Albania. Paolini. E lo devi anche dire a tutta la chiesa forte. Fuglia Falas. Manca qualche lingua? Io ho la Maria. È l'obismo? Entrata libera c'è uguale? Vabbè, quindi è abbastanza simile. Qualche altro volontario? Io non te lo scrivo, però c'è il tedesco. Nel frattempo spegnete i telefoni, nel frattempo. Entri. Grazie. Entri fry. Immaginate di avere la possibilità di partecipare ad un grande evento, all'evento più rappresentativo d'Italia, un biglietto alla Scala di Milano, non dovendo pagare il biglietto perché qualcuno lo ha acquistato per voi. L'evento è così solenne che nel suo protocollo è previsto indossiate un abito adeguato. Non solo scoprite che il biglietto è pagato, ma anche l'abito è uno smoking, è nuovo, la taglia adatta ad ognuno di voi. Così dopo aver varcato l'ingresso del teatro con l'abito adeguato all'evento, potete accedere alla platea, perché la platea è il posto più rappresentativo. E quando entrate nella platea, sul vostro posto è scritto il vostro nome. Indifferenti o pensate di essere dentro un sogno? Siete seduti lì perché qualcuno ha pensato a voi e perché lo ha offerto a voi come dono. Forse non tutti sarebbero contenti di essere alla Scala di Milano, ma quanti altri per vedere la partita più importante del campionato? Magari la prossima gara di MotoGP a Valencia,
Quando è la data per il prossimo GP? Domenica prossima. Domenica prossima, 8 novembre. Gianni è uno di quelli che andrebbe volentieri a vedere quella gara, anche per vedere la rivincita di Valentino contro Marco. Pensate a quanto sia più grande la gioia che ci permette di entrare alla presenza di Dio. Eppure in Esodo è scritto al capitolo 33, versetto 20, Dio disse ancora, rivolgendosi a Mosè: tu non puoi vedere il mio volto, perché l'uomo non può vedermi e vivere. Se abbiamo potuto scrivere questa verità sul muro, estratta dal Salmo 67, tutti i popoli ti lodino, o Dio, tutti quanti i popoli ti lodano, è solo perché l'ingresso a Dio è libero, perché Gesù ha pagato il biglietto e ti ha rivestito con un abito nuovo. C'è libertà di entrare, le porte sono già aperte e non dobbiamo aspettare l'8 dicembre quando a Roma sarà inaugurato il Giubileo. Puoi entrare prima di quella data, anche oggi, perché è morto il testatore, ha versato il suo sangue, la vita ha ripristinato. Possiamo entrare, incamminarci sulla via tracciata e inaugurata da Gesù. Dove è passato Lui, puoi transitare anche tu. Il peccato che era continuamente ricordato dai figli di Israele ogni giorno con l'offerta dei loro sacrifici, ora alla fine dei secoli, pensate che la Chiesa viva già un tempo profetico, prima del ritorno del Signore, ora, dirà l'autore agli Ebrei, possiamo già iniziare ad aprire le nostre Bibbie, alla fine dei secoli, mediante il sangue versato da Gesù, il peccato è cancellato, confermando ciò che i profeti avevano anticipato, che Dio li avrebbe dimenticati con l'opera della croce. Ebrei capitolo 9, possiamo già aprire le nostre Bibbie. E al capitolo 10, versetto 18, c'è una conclusione che ci apre al tema di oggi, che è un tema prettamente esortativo. Versetto 18, capitolo 10. Ora dove c'è perdono di queste cose, dirà l'autore, non c'è più bisogno di offerta per il peccato. Il sistema antico basato sui sacrifici è cessato. Se i peccati non sono più ricordati, dimenticati, non è perché c'è stato un condono, come siamo abituati noi in Italia, ma solo perché Cristo li ha rimessi, li ha perdonati definitivamente. Allora sembra di stare all'interno di un giardino, perché la relazione è riconquistata. Non c'è più Adamo e sua moglie che giocano a nascondino con Dio, ma si gusta il piacere dell'incontro, di una relazione ripristinata con Dio per mezzo, uso un termine di Giovanni Battista, del sangue dell'agnello di Dio che toglie i peccati. Puoi entrare alla presenza di Dio perché il biglietto è pagato e perché hai un abito adeguato per poter entrare. Ma nel giardino non si stava con le mani in mano, e qui entra la responsabilità di oggi. Si lavorava, si esplorava, perché Dio aveva affidato degli incarichi al fine di dare i nomi ai pesci e agli animali, e l'uomo e la donna potevano esercitare il dominio sulla creazione. Il Signore ha creato e di conseguenza l'uomo abita. Se non c'era qualcuno che avesse creato, non si poteva abitare. Il Signore ha piantato e di conseguenza l'uomo e la donna coltivano. L'uomo esercita la sua signoria sul creato, ma non può escludere il suo rapporto con il creatore, perché nel momento in cui è subentrato il peccato, c'è stato il primo, è scritto là, su quel quadro.
Conoscete questo quadro? Cosa significa? Quando subentra il peccato è il primo omicidio tra Caino e Abele. Subentra il peccato e subentra anche la vanità. Creiamoci una torre. Nel momento in cui l'uomo perde il rapporto con il creatore, dominando la creazione, automaticamente pensa a modo suo, tra omicidio e vanità. Questa mattina vogliamo conoscere ciò che bisogna fare, perché il dono della salvezza prevede una responsabilità che spesso ci sfugge. In una cultura dominata dalla delega e poco dalla responsabilità, capite che scivolare sulla buccia di banana è molto facile. Lasciamo che gli altri facciano, lasciamo che gli altri vengano in chiesa. Quante cose possiamo delegare agli altri senza avere una responsabilità per il progetto di Dio, per il popolo di Dio? Allora andiamo a leggere la lettura di oggi. La lettura di oggi ci porta in Ebrei 10, 19, 25. E così rispondiamo un po' a questo ingresso libero. Ebrei 10, 19, 25, l'autore dirà: avendo dunque, fratelli, di libertà di entrare nel luogo santissimo per mezzo del sangue di Gesù, per quella via nuova e vivente che egli ha inaugurata per noi attraverso la cortina, vale a dire la sua carne, e avendo noi un grande sacerdote sopra la casa di Dio, avviciniamoci con cuore sincero e con piena certezza di fede, avendo i cuori aspersi di quell'aspersione che li purifica da una cattiva coscienza e il corpo lavato con acqua pura. Manteniamo ferma la confessione della nostra speranza, senza vacillare, perché fedele è colui che ha fatto le promesse. Facciamo attenzione gli uni agli altri, per incitarci all'amore e alle buone opere, non abbandonando la nostra comune adunanza, come alcuni sono soliti di fare, ma esortandoci a vicenda, tanto più che vedete avvicinarsi il giorno. Preghiamo. Che possibilità, che privilegio grande che abbiamo avuto, che avremo di entrare nella tua presenza. Alla tua presenza abbiamo trovato una via libera, una via sgombra, perché il Signore Gesù l'ha inaugurata per noi. Così, Signore, vogliamo avvicinarci a te, vogliamo capire cosa dobbiamo fare nel momento in cui tu ci hai chiamati alla veduta. E ti preghiamo perché questa parola questa mattina possa provocarci per crescere, provocarci per avere uno scopo, una meta da raggiungere. Così ti preghiamo di benedire questa parola nei nostri cuori e usa lo Spirito per parlarci, per renderci un popolo unito, perché il sangue è versato, il corpo è stato offerto per noi, nel nome di Gesù. Amen. Cos'è in realtà il Vangelo? Come si può tradurre il Vangelo in una forma molto pratica? Spesso abbiamo sentito dire che il Vangelo è la buona notizia di Cristo. Tante volte abbiamo sentito questo. E tutti gli autori del Nuovo Testamento ne parlano, lo colorano, lo ampliano questo concetto. Ma il Vangelo riguarda anche ciò che dobbiamo fare. Ciò che dobbiamo fare noi, chiamandoci ad una responsabilità. C'è l'opera eseguita della croce e c'è una responsabilità nell'amministrare questo dono. Ci piacciono gli avvertimenti?
Gli avvertimenti che ascolteremo nelle prossime letture saranno anche solenni e rigidi, molto forti, e quando l'avvertimento è ancora più duro vuol dire che quello che sta sottolineando l'autore è molto più importante, è molto importante. Il fatto che noi possiamo desistere, possiamo frenare, possiamo arrestarci nel cammino cristiano. Quanto spazio diamo agli avvertimenti che Dio ci fa nella sua parola? Sono solo per l'Israele dal collo duro o lo sono anche per noi? Cercheremo oggi di bilanciare i privilegi e le responsabilità. Cercheremo di bilanciare due verbi che si esprimono, il primo all'indicativo e il secondo all'imperativo. Avendo dunque libertà, avviciniamoci. L'accesso a Dio deve produrre delle motivazioni per noi. È un vero appello in base a quello che abbiamo raggiunto nella grazia. Abbiamo tre cose da fare questa mattina. Abbiamo il compito di avvicinarci, custodire, qui suona molto quel custodisci il buon deposito, custodire le promesse. Queste promesse è il tema che ricorre molto in Ebrei, perché il popolo di Israele doveva ricordare le promesse, ma noi non siamo da dimenticare le promesse. E poi ama, è la parte più difficile. Mentre le prime due sono già conosciute, la terza è nuova in questa lettera, perché vuole sviluppare l'amore, la cura, l'interesse, la provocazione, dirà. Provocatevi gli uni gli altri. Di solito la provocazione è un termine negativo, e invece qui l'autore dice provocatevi all'amore. La buona notizia è che abbiamo gli strumenti. L'autore li chiama, come li chiama? Versetto 19, chi lo trova? Li chiama Antonio, Giovanni, Anna, Michela, come li chiama? Fratelli. Voi pensate che sia una parola scontata? Fratelli? Fratelli significa essere in grado di poter fare questo percorso esortativo, avere gli strumenti per poterlo fare. I fratelli in Cristo hanno due benedizioni che rientrano nelle certezze che ci permettono di camminare con Dio. Versetto 19, abbiamo libertà di entrare. Ricordate un po' quell'introduzione. Abbiamo libertà di entrare nel luogo santissimo. Abbiamo anche un grande sommo sacerdote sopra la casa di Dio. In termini militari si direbbe permesso accordato. Hai libertà di entrare. Sapete perché? Perché la via, versetto 20, che cosa è successo alla via? Chi mi aiuta? La via è nuova, ok? Poi la via è vivente. E poi che cosa succede a questa via? È stata inaugurata per noi attraverso la cortina, vale a dire la sua carne. Vi è mai capitato di transitare in una strada nuova? Chi va a grado adesso ha una bretella, possiamo chiamarla così, Andrea? Non passate più per le città, ma passate, possiamo dire, per le campagne, periferie. Tutto è nuovo. Sembra di non essere in quel territorio. I paesaggi, le caratteristiche del tracciato, l'asfalto, la segnaletica, le luci delle gallerie, quando ci sono. Nello stesso modo c'è libertà di entrare, puoi transitare sulla stessa strada che Gesù ha inaugurato per farti comparire, pensate un po', dinanzi al Padre. Si sviluppa una relazione tra la libertà che abbiamo e la nuova via che Gesù ha inaugurata. Vedete, c'è libertà per te, per noi, c'è la nuova via inaugurata. Puoi accedere al santuario celeste perché Gesù ha attraversato la cortina. Volete sapere che cosa è accaduto? Che cos'è questa cortina? Andiamo a leggere Matteo 27. Vediamo che cosa è successo il giorno in cui il Signore Gesù
espirate. Perché qui capiamo la drammaticità, ma anche Matteo 27, 51. Qualcuno che lo legga? Ed ecco la cortina del tempio si squarciò in due, da cima a fondo. La terra tremò, le rocce si schiantarono, le tombe s'aprirono e molti corpi dei santi che dormivano risuscitarono. E, usciti dai sepolcri dopo la risurrezione di lui, entrarono nella città santa e apparvero a molti. Il centurione e quelli con lui facevano la guardia a Gesù. Visto il terremoto e le cose avvenute, furono presi da grande spavento e dissero: veramente costui era il figlio di Dio. Mamma mia. C'erano là molte donne che guardavano da lontano. Esse avevano seguito Gesù dalla Galilea per assisterlo. Tra di loro erano Maria Maddalena, Maria, madre di Giacomo e Giuseppe, e la madre dei figli di Zebedeo. Grazie Riccardo. Vedete quanto è drammatico ma anche risolutivo questo evento. La cortina del tempio si squarciò in due da cima a fondo, la terra tremò, le rocce si schiantarono. Non dimentichiamo che questa relazione è dovuta al fatto che Egli si è sacrificato per noi, per mezzo del sangue, per mezzo del corpo, che ricordiamo anche attraverso la cena del Signore. Entrambi sono continuamente ripetuti per sottolineare il costo della realizzazione della strada. In Italia, ho scoperto solo ieri, abbiamo il primato mondiale nella realizzazione della prima autostrada. 1956-1964 in Italia è stata costruita la prima autostrada al mondo. La Salerno-Reggiola. No, quella no, quella è andata male. L'autostrada del Sole, che collega il nord dell'Italia al sud. 113 ponti in 8 anni, 113 ponti, 38 gallerie, 74 persone che sono morte. 74 persone sono morte per fare 750 km di strada. Qui è morta una persona per collegare la terra al cielo, per realizzare la nuova via. Cristo paga il prezzo non per far transitare delle auto, ma delle persone. E sono milioni di persone. Sono quegli israeliti che entravano nel tempio con il capro, con l'agnello, con l'uccellino perché non avevano risorse, che ponevano attraverso quel sacrificio fede a colui che li avrebbe redenti. C'è un popolo che Dio chiama dalla storia e lo fa attraverso questo sacrificio, costituendo la prima strada, l'unica strada, inaugurandola. È come se tagliasse il tricolore e poi lascia entrare le persone. Perciò, punto 1, avvicinati a Dio, non hai scuse. Avviciniamoci con cuore sincero e con piena certezza di fede, avendo i cuori aspersi di quell'aspersione che li purifica da una cattiva coscienza e il corpo lavato con acqua pura. Ti fidi di Dio? Da una parte c'è la promessa di Geremia, che la legge sua sarebbe stata scritta nei nostri cuori, ma c'è anche la responsabilità di fidarsi di Dio. In qualsiasi situazione tu sei a trovarti. Sincerità, lealtà, in contrapposizione a incredulità che ha caratterizzato quella generazione del deserto che abbiamo appena lasciato in Numeri. Badate, fratelli, che non vi sia in nessuno di voi un cuore malvagio e incredulo che vi allontani dal Dio vivente. E non lo sta dicendo Mosè, lo sta dicendo l'autore agli Ebrei. Pensate, badate, state attenti a non arrestare la vostra corsa,
nel cammino cristiano. Non guardate indietro, protendete in avanti. Così il punto 2, custodisci le promesse, manteniamo ferma la confessione della nostra speranza, senza vacillare, perché fedele è colui che ha fatto le promesse. È percepibile da questa seconda esortazione che siamo delle persone instabili. Almeno spesso mi è capitato e mi capita di essere una persona instabile, soggetta ad entusiasmi e poi a crolli spirituali, forse animati da buoni propositi che non arrivano mai, o forse siamo dentro il ciclone di una forte prova. Questi credenti lo avevano sperimentato. Siamo esortati in due modi: a rimanere fermi senza vacillare. Entrambi gli aspetti manifestano una forma di instabilità, ma dobbiamo stare anche attenti, sono molto fermo su questo, all'ambiguità spirituale. Non fingiamo, dobbiamo essere delle persone vere. Tutte le persone che sono state, tutte le lettere che sono state scritte dagli autori nel Nuovo Testamento sono scritte a persone vere, non sono dei fantocci, sono delle persone vere, con i propri problemi, le proprie situazioni da risolvere, ma siamo persone vere e abbiamo gli strumenti per esserlo. Qualche volta ho aiutato papà a fare dei lavori e quando mi diceva tieni fermo quell'oggetto, voleva dire che se muovevo quell'oggetto avrei contribuito a fallire nella riuscita del lavoro. E vi posso anche dire che se muovevo quell'oggetto rischiavo, ci facevamo male, perché lavoravamo il ferro e il ferro ha degli attrezzi molto particolari per essere tagliato e per essere piegato. Stai fermo adesso fai attenzione, non vacillare, rimani fermo. Quindi non rimanere fermo, vacillare pregiudica la propria vita e anche quella degli altri. Stiamo attenti. La nostra fede allo stesso modo è soggetta a oscillazioni che rischiano di mettere in pericolo la nostra salute spirituale. Perciò ama facendo attenzione. Possibile? Bisogna fare attenzione per amare? L'ingresso a Dio, la libertà di entrare con un abito nuovo, non si limita ad assegnarci un posto al quale è scritto il nostro nome, ma a pensare chi sta a fianco a te. Allora, questo è il posto di Rosa, è scritto il suo nome, qui c'è qualcun altro, seduto, anche lui ha il biglietto, anche lui ha l'ingresso libero, così la persona dietro di Rosa. Al tuo fianco ci sarà un'altra persona, davanti a te un'altra. La salvezza è personale, ma riguarda un popolo che Dio si è acquistato. L'appello dell'autore è che ci siano delle azioni coscienti con lo scopo di incoraggiare. Non so se abbiamo osservato, ma le prime due esortazioni riferiscono ad un rapporto verticale e questo qua invece è un rapporto com'è? Orizzontale. Se ci siamo alimentati di queste due realtà, facciamo una cosa, scriviamo, sintetizziamo: fede, speranza, chi me lo dice l'ultimo? Carità. Eccolo qui, la triade. Non stiamo dicendo cose nuove. Fede, speranza, carità. Quindi, versetto 24, facciamo attenzione gli uni agli altri, per incitarci all'amore e alle buone opere, non abbandonando la nostra comune adunanza, come alcuni sono soliti di fare,
ma esortandoci a vicenda, tanto più che vedete avvicinarsi il giorno. E qui iniziano i dolori, perché da una parte c'è la realtà, il privilegio, dall'altra c'è la responsabilità. La sfida è imitare il modello trinitario dell'uno e del molteplice. Dio è uno e trino, la Chiesa deve seguire questo modello di unità, sfidandosi ad una pluralità. E in una Chiesa come questa sfidarsi alla pluralità è un vero impegno, perché c'è la cultura, le sovrastrutture, il carattere, la Chiesa di provenienza. Ognuno di voi che ha sperimentato la nuova nascita in un altro paese ha il modello della Chiesa di provenienza, e quando siete arrivati qua non era più lo stesso. Mi chiedo, abbiamo ancora oggi delle sovrastrutture? Perché se abbiamo delle sovrastrutture il rischio è di costituire dei piccoli gruppi, le filiali, i gruppi della cultura, i gruppi del carattere. Quella persona sto bene con lui, i gruppi con i quali mi ritrovo perché è il modello che ho conosciuto. E così stiamo facendo quello che è accaduto a Corinto. Allora l'apostolo lo sa, l'autore lo sa, e cosa fa? Provocatevi. Provocatevi. Quando tu pensi che qualcuno abbia un pregiudizio verso di te, amalo, provocalo, ma non in senso negativo, con amore. Facciamo attenzione gli uni agli altri per incitarci, qua è proprio così, per provocarci, il termine originale, all'amore e alle buone opere. Noi il termine provocazione lo mettiamo sempre in termini negativi, ma qui c'è una provocazione positiva, non abbandonando la nostra comune adunanza come sono alcuni soliti di fare, ma esortandoci a vicenda. Il biglietto è stato pagato anche per quello a fianco a te, dietro di te, e quel posto ha un nome, non è un posto, è un nome. Una persona ha un carattere, ha una personalità, ha una cultura, ha una chiesa di provenienza. Lo scopo di Dio non è quello di averci acquistato un biglietto per farci entrare nella sua comunione, ma perché facciamo qualcosa per cambiare, trasformare la nostra realtà. E lo possiamo fare solo se il corpo di Cristo rispecchia il modello delle Scritture, un corpo unito e diversificato. La parola presenta una sfida con un termine che di solito viene usato in termini negativi, e adesso la chiave è ben diversa. Provochiamoci sì, ma senza usare gli strumenti che abitualmente usiamo fare. Provochiamoci all'amore e alle buone opere. Sei deluso? Sei delusa? Provoca tuo fratello o tua sorella a fargli del bene. Sei provato da una situazione? Veicola le tue attenzioni non sul problema che stai vivendo, ma ad un interesse che va verso l'esterno, verso gli altri. Avete mai fatto una visita a un fratello che sta malato? Di solito noi andiamo per incoraggiare, e invece che succede? Che succede? Cioè, siamo incoraggiati. Come mai? Ma avevamo preparato pure il discorso, e poi quella sorella, quel fratello, con una parola ci fucila nel senso buono della parola. Parla perché ama, perché ci ha provocati nell'amore e nel bene. E infine vorrei toccare solo il termine abbandonare. L'autore usa un termine molto forte. Abbandonare. Non è riferito ad una semplice dimenticanza o a un contrattempo,
o un impegno di lavoro sopraggiunto, non siamo legalisti, ma ad una volontà di abbandonare un progetto, come lo ha fatto Israele con il Signore, abbandonando le sue vie, i suoi comandamenti, il suo patto, le sue leggi. Alcuni stavano, sentite il termine, perché è militare questo termine, alcuni stavano disertando gli incontri. Disertare è un termine prettamente militare e nel diritto militare in tempo di pace si è puniti con la reclusione, in tempo di guerra potete immaginare con che cosa è punibile, con la fucilazione. Vedete, quando il tema esortativo è forte, è altrettanto forte il motivo. Il motivo è non abbandonare il progetto di Dio, non abbandonarlo, perché fuori di quel progetto non c'è nulla. C'è la morte, c'è il diniego, si torna indietro. Perché disertare un incontro? Forse apatia, indifferenza, scoraggiamento. Non si conoscono le motivazioni di questo abbandono, ma possiamo conoscere le nostre motivazioni perché non possiamo nasconderlo a Dio. Piuttosto provochiamoci all'amore e alle buone opere, combattendo l'apatia, l'indifferenza, lo scoraggiamento con queste virtù dello Spirito. L'esortazione migliore proviene sempre dalla parola rivelata, perché la vera religione è una religione rivelata. Fede, speranza, carità. L'ingresso è libero, puoi entrare, ma dobbiamo lavorare all'interno dei confini nei quali Dio ci ha collocati, mediante la nuova vita in Cristo, per amministrare, dominare su ciò che ci ha affidato. E questo dominio non è un controllo sugli altri, non è manipolazione, strumentalizzazione, ma è un dominio al servizio, provocandoci all'amore e alle buone opere. Che il Signore ci benedica. Amen.